A tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, prima corsa di questo giovedì 19 ottobre, puledri di 2 anni, 1600 i metri da percorrere, 1 K2, 2 First Lady Trio, 3 Flight Top, 4 Feriano F, 5 Furio MTT, favori per First Lady Trio numero 2 Marco Stefani, macchina che accelera, in partenza velocissimo è Furio MTT che va in breve a condurre mentre ha avuto problemi First Lady Trio che rimane a distanza. In seconda posizione c'è Feriano F a precedere Cadò e Fly Top, mentre si ricongiunge in coda al gruppo First Lady Trio. Avanza all'esterno dopo 300 metri di gara Fly Top, lo segue subito First Lady Trio, quarto iniziale che se ne va in 33 abbondante. All'esterno prosegue nella sua progressione Fly Top, si trascina First Lady Trio, alla corda rimane Feriano F, in coda Cadò. Completati anche i 600. Andatura molto blanda quella imposta da Furio MTT che ha conquistato la testa in 50 metri. All'esterno si impegna comunque Fly Top che lo appariglia dopo 800 metri percorsi in 1, 4 e 7. Attacca la penultima piegata con situazione tattica che non cambia, in vantaggio c'è Furio MTT, all'esterno Fly Top con in schiena First Lady Trio. Intanto raggiungiamo al chilometro in 1, 20 e mezzo. E sempre Feriano F in scia con Cadò in terza posizione, 500 al palo con situazione tattica invariata, accenna a venire via First Lady Trio ma ora l'andatura è più veloce, parziale in 15 e 4 per affrontare la curva conclusiva con Fly Top ancora incisiva all'esterno di Furio MTT, mentre First Lady segue con all'interno Feriano F e poi Cadò. Cavalli molto ravvicinati agli ultimi 100 di gara con Fly Top che insiste a centropista, lo scatto di First Lady Trio e sul traguardo è First Lady Trio che viene a vincere su Fly Top nonostante i metri regalati in partenza. 33 a chiudere, ottima impressione per First Lady Trio che dopo il già valido debutto sul doppio chilometro oggi regala metri in partenza ma poi recupera e con un gran finale a centropista piega Fly Top che a sua volta corre in maniera molto generosa ma deve adeguarsi al posto d'onore mentre cede il battistrada Furio MTT nel finale. Andiamo a rivedere le battute conclusive con lo scatto perentorio di First Lady Trio e Marco Stefani che la porta a un ottimo primo piano piegando Fly Top mentre per il terzo all'interno sbuca Feriano F. Vittoria per First Lady Trio, 2 gare in carriera, un secondo, un primo oggi. Marco Azzaroni e Paolo Leoni al training per la scuderia Trio.